Buongiorno a tutti, io sono Giulia e sono un'ostetrica dipendente dell'azienda ULSS 6 Eugania. In questo breve video vi parlerò della fase prodromica e della prima fase del travaglio di parto. La fase prodromica è una fase di adattamento. Il vostro organismo vi darà la possibilità di imparare a conoscere e a riconoscere le contrazioni e vi darà anche il tempo di imparare a trovare i vostri strumenti per gestirle al meglio. È una fase di adattamento anche per il bambino che è dentro la vostra pancia. In questo periodo anche lui si preparerà per nascere. È un periodo di grande emozione, di trepidazione, di gioia che spesso si accompagna anche alla paura del non sapere quello che verrà dopo. È una fase molto disorganizzata, le contrazioni sono molto diverse sia per intensità che per frequenza. Potrete avere delle contrazioni più intense, altre meno intense, alcune più ravvicinate e altre più distanti nel tempo. In realtà in questa fase non c'è molto di particolare da fare, ma continuate a vivere la vostra quotidianità il più possibile. Quindi se dovete ancora preparare qualcosa per il vostro bambino, fatelo. Al limite del possibile delle restrizioni, state all'aperto, fate qualche bella passeggiata, mangiate qualcosa che vi piace. Se possibile riposatevi, rilassatevi magari con un bagno caldo, una doccia calda, state con le persone che amate e soprattutto ridete tanto, perché ridere fa bene in generale, ma fa tanto bene agli ormoni del travaglio. Imparate anche ad ascoltare il vostro corpo, perché il vostro corpo sa partorire e se imparerete ad ascoltarvi sarà lui a dirvi quello che dovrete fare. Piano piano poi questa fase inizierà a cambiare, le contrazioni inizieranno a diventare più intense, più dolorose e diventeranno regolari, tutte della stessa durata, della stessa frequenza e della stessa intensità. Questo potrebbe essere il momento giusto per cominciare a prepararsi e per dirigersi verso il punto nascita che avrete scelto. State sicuramente entrando nella prima fase del travaglio di parto, che è il periodo dilatante, è quel periodo nel quale il collo dell'utero arriva alla dilatazione completa ed il vostro bambino inizia la sua discesa nel canale del parto per poi nascere. Questa fase del travaglio di parto è molto diversa dal periodo prodromico in quanto è ritmica. Vedrete che il vostro tempo non sarà più scandito dai minuti e dalle ore, ma verrà scandito dal ritmo contrazione, pausa, contrazione, pausa. Avete tantissimi strumenti, sia vostri interni che dell'ambiente che vi circonda e delle persone che vi circondano, per affrontare al meglio il dolore delle contrazioni del travaglio da parto. In primo sta tutti il movimento, l'uso della voce, quindi la vocalizzazione, il respiro, il massaggio, l'acqua calda che è un'ottima alleata per lenire il dolore delle contrazioni, il contatto e la vicinanza di una persona a voi cara, di una persona a voi di fiducia e la professionalità e il sostegno dell'ostetrica che vi assisterà durante il travaglio. Una parte molto importante però di questa fase è sfruttare le pause. Le pause sono state date per potersi riposare, per potersi riprendere, per poter affrontare al meglio la contrazione successiva. Quindi il consiglio che vi do è rilassatevi il più possibile durante le pause tra una contrazione e l'altra. Se potete chiudete gli occhi, magari fatevi fare una coccola da chi vi sta vicino. Rilassatevi e lasciate andare il dolore che è stato per poter recuperare le forze ed affrontare il dolore che verrà. Anche in questa fase è molto importante cercare di ascoltare il proprio corpo. Il vostro corpo sa cosa è meglio per voi e se lo ascolterete sarà lui a guidarvi in questo bellissimo viaggio che farete assieme al vostro bambino e che porterà alla sua nascita.